Per chi fece celebrare Ezechia i sacrifici espiatori e le offerte burning? Per la nazione, per il santuario, per Giuda e per tutto Israele. Secondo 1 Corinzi 4 e un quarto. I Corinzi possono avere 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non hanno molti che cosa? Padri. Che cosa fece Abramo quando non c'era più speranza? Sperò contro ogni speranza e credette. Per quale motivo il Signore lodò l'amministratore disonesto nella parabola? Per come aveva agito. Con saggezza. A chi si riferisce Pietro quando, davanti al Sinedrio, dice che la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo? Gesù.